Addio alla plastica monouso. Piatti, bicchieri, posate, cannucce, attrezzi da pesca e tanti altri oggetti in plastica usa e getta da oggi sono messi al bando in Italia. Entra infatti in vigore il decreto legislativo 196 che recepisce la direttiva UE sulle plastiche monouso e, grazie ad un emendamento del senatore Dem Andrea Ferrazzi, approvato all'unanimità, potenzia ulteriormente la direttiva. Siamo il primo paese che non solo da oggi vieta, ma consente tutti i prodotti di plastica, qua vedo anche le cannucce per esempio, che siano però di plastica biodegradabile e compostabile. In questo modo il divieto va nella direzione di una riconversione industriale ecologica. Da una parte vietiamo le cose inquinanti e pericolose, ma dall'altra valorizziamo dal punto di vista dell'utilizzo e dal punto di vista industriale i prodotti all'avanguardia, biocompatibili. E proprio nel settore delle cosiddette plastiche biocompatibili il nostro paese è leader in Europa. Da oggi abbiamo vietato le plastiche che sono quelle pericolose e abbiamo spinto tutte le plastiche che sono invece quelle compatibili con l'ambiente, valorizzando il filone e i posti di lavoro e la transizione energetica del nostro paese.